un grande investimento di questa regione, un palcoscenico straordinario. Enzo Cainero, la regione Friuli Venezia Giulia attraverso il mio assessorato, Promoturismo, guardano a questo appuntamento con grande attenzione. Sarà un palcoscenico con 180 paesi collegati in diretta, metteremo un'altra area della nostra regione sotto i riflettori, in questo caso tocca il Pordenonese, dopo lo Zoncolan, dopo le valli del Natisone, e quindi avremo il Piancavallo, altra stazione sciistica per noi fondamentale, quindi Aviano, la nostra pedemontana, la nostra montagna, e poi Pordenone, la partenza per la penultima tappa del Giro d'Italia. Grande manifestazione. La Regione interviene anche finanziariamente per la viabilità, per dare una mano a quello che sarà comunque un traffico piuttosto sostenuto in quelle giornate. Sì, interviene in due modi, uno appunto con sostegno proprio alla manifestazione vera e propria, quindi un finanziamento importante per questo, ma con una ricaduta altrettanto importante, e poi l'occasione del Giro d'Italia è anche quella di rimettere a posto un po' di strade, come sempre. In questo caso metteremo a posto anche tutta la strada che porta al Piancavallo, e quindi è un'operazione anche infrastrutturale che comunque si sposa con la manifestazione. Ecco, le due tappe del Giro d'Italia sono soltanto la punta dell'iceberg, perché il programma praticamente nasce oggi. Da qui alla fine di maggio ci sono una lunga serie di eventi collaterali che voi avete pensato per coinvolgere completamente il territorio. Con Enzo Cainero da sempre si pensa proprio a una partecipazione dal basso. Queste grandi manifestazioni hanno un senso da un lato, da un punto di vista proprio economico, turistico, camere che si riempiono, IVA che si paga in questa regione, eccetera, eccetera, e quindi per le nostre casse un'importante entrata. Dall'altra parte c'è tutta la partita proprio del coinvolgimento dei territori, coinvolgimento assolutamente necessario, va fatto così perché un territorio deve vivere questa manifestazione, deve viverlo attraverso tutti coloro che fanno del volontariato e le persone che poi godono di questo spettacolo. Quindi un grande grazie a tutto il sistema del volontariato, che è fondamentale perché queste manifestazioni possano riuscire. Quello che è qualcosa più di un sogno, ma con Enzo Cainero stiamo chiudendo proprio in queste ore, diciamola così, è il 2018, il grande ritorno sullo Zoncolan, e quindi avremo un qualcosa di speciale. Il 2018 sarà qualcosa di speciale, e poi continuare, vedremo 19, 20, ma io penso che il 19 ci sarà una pausa di riflessione e poi ricominceremo, anche perché come abbiamo fatto nel passato, 2-3 anni fatti bene, un anno di pausa e poi si ricomincia, proprio perché per non inflazionare il prodotto. Sappiamo benissimo che i prodotti vanno messi sul mercato nel modo migliore. Io guardo con grande attenzione a quest'anno, che riportiamo appunto il giro in provincia di Pordenone e soprattutto in Piancavallo, in questa stazione sciistica che alle volte viene in qualche modo come dire, non valorizzata nel modo sufficiente, mentre ha delle grandissime potenzialità. E dall'altra parte guardo al prossimo anno allo Zoncolan, che è questo mito mondiale ormai del ciclismo, dove Enzo Cainero ci ha promesso fuochi d'artificio, qualcosa di particolare, e mi fermo qui, così vi lascio con una bella suspense perché io so cosa succederà.